avendo dato una scorsa veloce, ho visto sotto due profili di pertinenza, acustico e sismico, quindi strutturale, che c'è già una linea guida da seguire per ottenere... Non credi, premi? Sì, dei premi. Non ti credi. Ah, chiedo scusa, i premi, pardon. In calce a questi premi viene riportato una sorta di controllo post-opera che viene eseguito per capire se c'è o meno, ci sia o meno la legittimità di quei premi. E la classe 2 per l'isolamento acustico? Quello che viene riportato nella nota verrà poi in qualche modo corroborato da una circolare applicativa o è quello con il quale si porterà a casa il premio? Ovvero si dice in termini acustici che basterà la dichiarazione del direttore dei lavori a fine lavori per quanto riguarda il raggiungimento della classe 2. Su che base il direttore dei lavori, qualunque sia il suo titolo, può con una dichiarazione dire che si sono raggiunti i limiti che sarebbero raggiungibili solo tramite una misura post-opera? Allora, su che base io mi prendo l'onere di dire sì, sono a 53 dB sul potere fonoisolante oppure a 28 dB per gli impianti a ciclo discontinuo o altro, quello che ho visto così. Allora, e anche sulla sismica c'è un altro aspetto. Sì, no, adesso io sinceramente non sono un tecnico. No, ma allora la domanda ci sarà un protocollo, ci sarà un protocollo applicativo per capire. So che dentro nella scheda. Sì, non volevo dentro nella scheda, ad esempio, c'è anche tutto un processo per il calcolo delle acque piovane, cioè, è fatta abbastanza bene la scheda adesso. Cioè, quella dell'acustica però dice dichiarazione finale, non fa menzione di prove in opera obbligatorie o collaudi acustici strumentali obbligatori. Per quanto riguarda la struttura, per esempio, parla di una ipotetica classe di miglioramento che anche lì va un po' contro a quella che è la linea guida dell'NTC, che parlano di indici di vulnerabilità. Cioè, allora la domanda è questa: sarà aggiunta una circolare che spiegherà come raggiungere quei livelli? Allora, è in corso la stesura di un commentario che ha sempre fatto per spiegare un po' la legge. Sono fermi proprio perché stanno aspettando questi 2 o 3 emendamenti che dobbiamo fare all'interno dell'ordinamentale, perché in particolar modo sull'edificio esistente bisogna essere chiari, dobbiamo spiegarci bene cosa intendavamo. Quindi ci sarà prima un commentario e poi sicuramente una circolare esplicativa come è sempre stata fatta, solo che attualmente gli uffici dicono che il TAR non considera le circolari esplicative, cioè, per questo andiamo in consiglio a modificare dove è possibile tutto e subito, perché il TAR guarda la legge. Allora chiudo, sarebbe forse opportuno aggiungere proprio relativamente all'aspetto acustico di cui stavamo parlando, magari l'obbligatorietà a delle misure di collaudo, piuttosto che fermarsi a una dichiarazione in cui un direttore dei lavori dovrà andare a prendersi una responsabilità illogica, con il rischio poi di trovarsi magari addirittura un'agibilità bloccata o una superficie non regolarizzabile perché mancano quei requisiti che a monte lui aveva considerato raggiungibili. Grazie. Sì.